Buongiorno a tutti, sono le 10, quindi come da appuntamento cominciamo. Benvenuti a tutti, questo è il secondo webinar, il secondo di una serie che è già stata programmata e che verrà registrata nei prossimi mesi. Chiaramente sarete informati di volta in volta. Alcuni webinar saranno a rinforzo di convegni sugli argomenti che sono già stati anche questi programmati precedentemente. Questo è un'attività coprodotta dal Centro di Competenza e la Digital Academy del Friuli Venezia Giulia di Insiel, dove stiamo registrando. Voi sapete che i webinar sono la più attuale ed innovativa modalità di formazione a distanza del personale della pubblica amministrazione, quindi permettono di partecipare senza spostamenti fisici e interagendo con i docenti grazie alla chat che qualcuno di voi vedo che ha già iniziato ad utilizzare. Il webinar è condotto dalla dottoressa Monica Feletic, come già sapete, che è la coordinatrice del centro di competenza. Io sarò presente per scrivere le domande che arrivano man mano, in modo che la dottoressa Feletic alla fine della presentazione possa dare le risposte ai vostri quesiti. Il webinar durerà circa 1 ora e 40 minuti, come ho già accennato precedentemente, potete utilizzare la chat con la tastiera del vostro personal computer. I commenti sono visibili a tutti gli utenti collegati e quindi eventualmente su alcune domande possono anche aggiungersi considerazioni di altri soggetti che sono collegati al webinar. Le registrazioni del webinar saranno disponibili tra 15 giorni perché c'è comunque un lavoro di montaggio che deve essere fatto, quindi richiede un minimo di tempo. Vedo che siete già abbastanza numerosi, quindi buon lavoro, perché comunque questo è un corso di formazione, quindi buon lavoro a tutti e anche a Monica. Grazie ad Arianna per la sua presentazione, grazie a tutti voi per essere intervenuti. Regione FVG, ormai lo sapete, partecipa all'agenda semplificazione, quindi come segreteria del gruppo tecnico SUAP, che sempre ben conoscete, segreteria che si occupa della gestione del portale SUAP in rete, ci siamo evoluti in un centro di competenza regionale per la semplificazione, collaborando con il Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Formez PA. Per chi era presente all'incontro di presentazione del centro di competenza il 25 giugno, abbiamo anticipato quali sono le attività che intendiamo portare avanti come centro di competenza. Il nostro core business è il rafforzamento della capacità amministrativa, in particolare degli sportelli unici per le attività produttive. Ora, il supporto della Regione, come avrete potuto intuire quando vi è stato presentato il questionario di gradimento e il modulo dei fabbisogni formativi che avete poi restituito, il supporto regionale si basa su questo metodo dell'amministrazione condivisa, cioè siete voi sportelli unici, voi della rete, a segnalare al centro di competenza quali sono le attività di supporto che possiamo mettere in campo per rafforzare la capacità amministrativa dei vostri sportelli, cercando di personalizzare nei limiti del possibile queste attività di supporto anche a maggior beneficio soprattutto degli sportelli che possono avere più difficoltà operative organizzative, ma comunque trasversalmente per tutta la community. Il questionario che avete compilato ci ha fornito molti spunti di riflessione, ne stiamo elaborando proprio grazie ad Arianna e a Franco Amigoni, l'altro consulente che qualcuno di voi ha già avuto il piacere di conoscere. Stiamo elaborando i primi risultati, ve li presenteremo, o meglio li presenteremo sia agli sportelli unici che a tutti gli stakeholders del SUAP in un convegno che si terrà
a Udine in auditorium il prossimo 22 ottobre. Vi rappresenteremo quindi che cosa è emerso da questi questionari anche in termini di attività di formazione, che cosa ci avete rappresentato essere per voi più importante, quindi quali sono i temi trasversali ma anche i temi specialistici e quali sono le modalità attraverso le quali desiderate di essere meglio formati. Oggi certamente dobbiamo partire da un punto che è qual è il ruolo del SUAP in questo momento storico. Capite e sapete bene che come gruppo tecnico abbiamo sempre lavorato in questi nostri primi 7 anni per standardizzare, uniformare, omogeneizzare che cosa? Modulistiche, procedure, strumenti digitali, formazione. Quindi è chiaro che dobbiamo partire prima di affrontare il nostro percorso di rafforzamento condividendo quello che è il ruolo del SUAP oggi. Ecco perché partiamo proprio da questo tema e abbiamo intitolato l'attività odierna il ruolo dello sportello unico attività produttive tra semplificazioni, informatizzazione delle procedure e riorganizzazione dei servizi, con un occhio particolare a tutto quello che la riforma Madia, che non è certamente conclusa, ci ha in qualche modo costretto a tenere in considerazione. Ecco, cerchiamo nell'ottica dell'uniformazione quindi di raccontare quale sarebbe il modello di sportello unico per le attività produttive orientato alla soddisfazione del cittadino che ci sentiamo in qualche modo di proporvi e di condividere. Cerchiamo cioè di uniformare attraverso quel potente strumento di semplificazione che è lo sportello unico attività produttive, cerchiamo di dare al cittadino risposte il più possibile unitarie ed uniformi sul territorio regionale. Per questo siamo alla ricerca, potremmo dire, di uno standard prestazionale omogeneo. Ora, dicevamo che il SUAP è in qualche modo il core della semplificazione. Il concetto di semplificazione è un concetto che è vasto, direi che ancorché non si possa parlare di una vera e propria materia, però è ormai un concetto che permea tutto l'ordinamento amministrativo. D'altro canto vi è ben noto il fatto che esiste dal 1990 una legge sul procedimento amministrativo che è proprio basata su tanti concetti di semplificazione e di trasparenza, perché poi semplificazione e trasparenza vanno decisamente di pari passo. Parliamo quindi di SUAP come punto fermo, punto focale della semplificazione. Da dove si parte? Normativamente credo che i riferimenti normativi siano abbastanza noti. Direi che non è necessario partire dai tempi della Bibbia, cioè non partiamo dal 1998 che è il primo momento in cui si parla di sportello unico, se ne prevede l'istituzione e gli si attribuisce un ruolo. Andiamo un pochettino più vicino a noi, comunque 12 anni fa, esce la direttiva cosiddetta Bolkestein 123/2006, la quale introduce il concetto di sportello unico per le attività produttive quale unico punto di accesso per il prestatore di servizi, una cabina di regia. La direttiva Bolkestein, ricordiamolo, aveva lo scopo, l'obiettivo di favorire lo spostamento dei prestatori di servizi all'interno dei paesi facenti parte dell'Unione Europea. Quindi attraverso più strumenti di semplificazione, ivi incluso lo sportello unico per le attività produttive, la direttiva ha detto agli Stati membri: attrezzatevi per favorire lo spostamento dei prestatori di servizi da uno Stato all'altro, anche istituendo degli sportelli unici. Naturalmente la direttiva non entrava nel merito di come poi gli Stati membri dovessero andare a costituire questi sportelli,
potevano essere ubicati presso le camere di commercio, presso i comuni, presso le province, per chi le ha, i cantoni, è indifferente, la direttiva non entra nel merito. Quel che però è chiaro è che il soggetto comunitario, quindi in questo caso l'Unione Europea, dice agli Stati membri: attrezzatevi per fare questa cosa, perché è molto importante favorire questo spostamento di prestatori. Vi ricordo che grosso modo era il 2006, eravamo lì per entrare nella grande crisi che poi in realtà ha in qualche modo investito in maniera prepotente il mondo e non ultima, anzi direi in maniera piuttosto pesante, anche l'Europa e evidentemente anche il nostro paese. C'era quindi già allora l'esigenza di rafforzare soprattutto le piccole e medie imprese. L'Europa tiene molto ai prestatori che si chiamano piccole e medie imprese, che nell'accezione comunitaria sono tutte le imprese fino a 249 occupati, quindi un concetto un po' più ampio, diverso sicuramente dal concetto di piccole e medie imprese che invece abbiamo all'interno dell'ordinamento italiano. Se la direttiva Bolkestein ha dato in qualche modo il là agli sportelli unici, ecco che il decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 rappresenta più recentemente la vera e propria normativa del SUAP, che ci dice che cosa? Non fa altro che rafforzare quella competenza del SUAP che era già stata declinata, sia pure in maniera più generale, dalla direttiva. Il decreto DPR 160/2010 ci dice che lo sportello unico per le attività produttive è competente su che cosa? Sui fabbricati, sugli impianti, sulle attività produttive di beni e servizi, cioè definisce quello che è il campo di azione del SUAP, che poi andremo un pochettino meglio ad esplorare, ad indagare. Ma ci dice anche che lo sportello unico attività produttive, ce lo fa capire, è competente anche se il richiedente non è un imprenditore. Ecco, questo quindi definisce anche l'ambito oggettivo e soggettivo di azione dello sportello. La riforma Madia, diciamo che poi interviene, quindi la legge 124/2015, ben nota, meglio nota come riforma Madia, interviene ad aggiungere una nuova fase di semplificazione e guarda caso proprio in piena crisi, quindi c'è evidentemente anche una correlazione tra le scelte che sono state fatte in questo periodo storico e il periodo di crisi economica in cui la legislazione, la riforma Madia è stata introdotta. Nella visione della Madia sicuramente viene ancora una volta enfatizzato e ribadito il ruolo dello sportello unico quale ufficio per la semplificazione amministrativa. Dunque, abbiamo detto che il SUAP è una cabina di regia, o meglio, ce l'ha detto appunto ce l'ha fatto intendere il legislatore comunitario e poi lo ha ribadito il legislatore statale. È importante però ricordiamocelo tutti insieme, che molto più anticamente, e facciamo riferimento alla Corte Costituzionale, quindi a una pronuncia importantissima ma risalente nel tempo, antecedente alla Bolkestein e ancora di più antecedente al DPR 160. Questa sentenza storica della Corte Costituzionale, che nessuno ha mai successivamente messo in discussione, afferma che lo sportello unico è un'unica struttura di coordinamento per tutti i procedimenti di interesse delle imprese. Unica struttura di coordinamento significa che non è una struttura
lo vedremo meglio più tardi, con competenze sostanziali, ma è proprio struttura per il coordinamento, quindi è un regista. In questo senso ci piace definirlo una cabina di regia, regista di operazioni complesse. Il fatto che sia proprio cabina di regia, d'altra parte, nasce appunto dall'articolo 6 della direttiva servizi, nel momento in cui enuncia che gli Stati membri provvedono. Vedete, provvedono non è un invito, provvedono è in qualche modo un imperativo, non è una facoltà. Provvedono affinché i prestatori possano espletare le procedure e le formalità mediante i punti di contatto denominati sportelli unici. Vedete, si investe quindi sul concetto di unico punto di accesso, unica struttura di coordinamento. L'Europa ci dice che è importante predisporre a livello degli Stati nazionali questi punti di contatto per i prestatori. Come abbiamo detto, perché all'Europa in particolare interessa salvaguardare le piccole e medie imprese che sono le più toccate, le più influenzate dalla crisi e quindi quelle il cui modello di business interessa maggiormente salvaguardare perché, essendo meno forti delle grandi imprese, hanno bisogno di un supporto anche amministrativo molto più potente. Ovviamente dispongono di minori mezzi, essendo piccole e medie imprese, rispetto a una grande. Quindi poter contare su sportelli unici, su punti unici di accesso che danno loro, nel momento in cui devono attivare procedure autorizzatorie, tutto il supporto preliminare durante e anche dopo eventualmente la conclusione della procedura, è evidentemente un elemento che può condizionarne la performance e favorire anche la loro possibilità di successo e di vita stessa. Peraltro anche il DPR 160, articolo 1,1 lettera M, ribadisce, ma non potrebbe essere diversamente, quanto lo sportello unico in Italia sia e rappresenti l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e, guarda caso, il soggetto che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. È evidentemente un'affermazione forte questa, ma assolutamente coerente con il principio espresso dalla Corte Costituzionale ben 8 anni prima. Quindi ribadire ancora questo ruolo, no? Questo concetto di unitarietà, canale unico di ingresso per tutte le istanze di cui un imprenditore o anche un soggetto non imprenditore ha bisogno per poter avviare l'attività produttiva o costruire il fabbricato. Ecco, avere un punto unico di ingresso, ma parallelamente anche un punto unico di uscita, quindi risposta unica e tempestiva, è un aspetto focale dell'attività dello sportello unico nel modello italiano, così delineato dalla normativa. E allora, se il SUAP cabina di regia deve essere, vediamo come si devono declinare i rapporti tra lo sportello unico e tutti i soggetti interni ed esterni all'ufficio, o meglio all'ente a cui lo sportello unico appartiene. Vediamo come devono essere correttamente declinati. Nell'ordinamento il SUAP, che è un ufficio comunale obbligatorio, anche questo voi ben lo sapete perché il DPR è chiaro nel definire l'obbligatorietà di istituzione del SUAP, ecco il SUAP si pone sicuramente al centro. Quindi all'interno dell'organizzazione comunale è istituito il SUAP e il SUAP sta al centro dei rapporti con gli uffici interni che hanno a che fare con le procedure di avvio di attività produttive o con le procedure per la costruzione degli impianti e dei fabbricati ad uso produttivo.
Non è un ruolo evidentemente molto facile, questo ce lo insegnate voi, ma lo so anch'io, in quanto ex responsabile di Sportello Unico Comunale. È un ruolo complesso, è un ruolo ancora non compreso, è un ruolo che può essere ancora percepito come in qualche modo il ruolo di un ufficio che va a esautorare le mie competenze, ma non è assolutamente così. Ce lo ha già spiegato la Corte Costituzionale nel 2002. Il SUAP è un ufficio di coordinamento, è il responsabile del procedimento complesso, quindi delle tempistiche, del far rispettare le tempistiche a tutti gli uffici interni ed esterni coinvolti nella domanda unica. In questo senso è un regista, quindi ha alcune responsabilità, ha alcuni poteri, ma non è un soggetto che esautora o tocca in qualche modo le competenze degli uffici interni e degli enti esterni interessati dal procedimento unico. Ha un ruolo suo e ben definito ed è un ruolo di, abbiamo detto, coordinamento, regia unica, controllo rispetto agli uffici interni, quindi il SUAP si relazionerà ovviamente a seconda anche della grandezza dell'ente, dell'organizzazione dell'ente, comune piccolo, comune medio, comune grande, quindi diverse articolazioni organizzative. Potremo avere un SUAP che si relaziona con molti uffici. Nelle articolazioni organizzative complesse potremo avere l'ufficio del commercio, l'ufficio tecnico SUE, l'ufficio della polizia locale, l'ufficio ambiente, l'ufficio tributi e o altri uffici quando appunto l'organizzazione è particolarmente articolata. Nei comuni più piccoli è probabile che il SUAP in realtà con gli uffici interni abbia a che fare con uffici un po' più che raccolgono, diciamo così, più competenze, quindi magari all'interno dell'ufficio tecnico sarà presente anche la componente ambientale e forse quella dei tributi, e all'interno dell'ufficio commercio potrebbe essere anche commista in qualche modo la funzione di polizia locale. Nelle articolazioni più grandi potremo addirittura avere uffici altri, sempre interni al comune. Posso pensare che magari in un comune capoluogo ci possa essere all'interno dell'area attività produttive del comune un ufficio commercio in sede fissa, un ufficio commercio sulle aree pubbliche, un ufficio turismo e via dicendo, ma questo è evidentemente un qualcosa che nasce dall'organizzazione del singolo ente, quindi andiamo avanti a considerare il SUAP cabina di regia nei rapporti esterni all'ente locale. Sempre al centro è evidentemente lo Sportello Unico Attività Produttive quale coordinatore e regista. Regista di che cosa? E quindi qui quando è che proprio il ruolo diventa sempre più forte, sempre più importante e anche di responsabilità nell'attività di coordinamento e controllo? Quando, oltre ad aver interessato uffici interni all'ente comunale, la pratica unica SUAP va a interessare anche enti esterni. E gli enti esterni che hanno a che fare con le imprese produttive, che devono rilasciare titoli abilitativi che servono poi alla piccola, media o grande impresa o anche alla non impresa per attivare l'attività o costruire l'impianto, ecco, questi enti sono, come voi mi insegnate, una variegata, in qualche modo, moltitudine. La stessa regione, da cui in qualche modo vi parliamo, la regione è uno dei soggetti che rilasciano evidentemente moltissimi titoli abilitativi che poi sono funzionali all'avvio dell'impresa o alla costruzione del fabbricato. Le aziende per l'assistenza sanitaria, per tanti aspetti, da quello più che forse meglio conosciamo, la notifica di impresa alimentare, quindi la procedura di registrazione, ma anche le procedure di riconoscimento, poi l'area veterinaria, insomma ci sono anche qui tantissime titoli abilitativi che le aziende ancora rilasciano per far partire un'impresa, quindi come titoli propedeutici.
naturalmente l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, per tutta la parte acustica. Poi ci sono evidentemente tutta la parte dei ministeriali, chiamiamole così, degli enti o meglio delle articolazioni ministeriali, i vigili del fuoco in primis, ma non solo, le questure, le prefetture, le dogane, la soprintendenza e poi molti altri enti e anche gestori di servizi che possono avere tutte queste complesse interrelazioni col mondo SUAP, perché in ogni caso hanno competenza al rilascio di particolari titoli abilitativi che sono in ogni caso propedeutici all'avvio dell'impresa o alla costruzione del fabbricato. Un esempio potrebbe essere anche di altri soggetti che intervengono nel procedimento SUAP, le camere di commercio, per fare proprio esempi molto alla portata. Ecco che tra l'altro qui, quando andiamo a parlare del ruolo che ha il SUAP sia all'interno che all'esterno dell'ente, dobbiamo sicuramente ricordarci che lavorare per accordi, convenzioni, protocolli, sia all'interno dell'ente sia all'esterno, può essere un buon elemento per contribuire a rendere chiaro qual è il ruolo del SUAP, quali sono i suoi limiti e i suoi punti di forza e soprattutto ricordare all'universo mondo che il SUAP non sposta le competenze autorizzatorie degli uffici interni né quelle degli enti esterni. So che mi ripeto, però poiché stiamo cercando di trovare uno standard omogeneo regionale, è importante condividere con voi tutti questi concetti e ribadirli in modo che non restino poi, per quanto possibile, le solite nebbie interpretative. Ecco, vorrei cercare di arrivare a un punto fermo. Naturalmente c'è sempre spazio, per carità, per una diversa interpretazione o comunque per un manifestare le proprie eventualmente diverse interpretazioni. Certo è che se riusciamo a trovare una quadra su quello che è effettivamente il ruolo del SUAP, credo sia un punto di partenza molto importante per poi poter parlare di azioni di rafforzamento dello stesso sportello unico. A proposito di questi accordi, vi dirò che dall'elaborazione, ancorché non sia ancora completa, dei questionari di indagine, di monitoraggio sull'attuazione del SUAP FVG, abbiamo potuto verificare che oltre agli accordi che la Regione ha stipulato con i Vigili del Fuoco, con le aziende per l'assistenza sanitaria e con le Camere di Commercio, accordi che esplicano automaticamente i loro effetti per tutti gli sportelli unici aderenti al portale regionale SUAP in rete, ecco, abbiamo potuto notare che ci sono alcuni sportelli che hanno provveduto autonomamente a prendere degli accordi sia con i propri uffici interni, sia anche con alcuni enti esterni, quindi accordi aggiuntivi a quelli che la Regione ha fatto, proprio per garantire al SUAP un riconoscimento, un ruolo e un miglior efficientamento delle procedure e dei rapporti tra le parti. Comprendersi, parlarsi, condividere e quindi anche contestualizzare in un documento che può chiamarsi convenzione, protocollo, accordo, poco importa il nome che vogliamo dargli, è molto importante. Rende in qualche modo il senso della comunità, del lavoro in cui tutti, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, collaborano a un obiettivo condiviso. È quel concetto della rete che come centro di competenza regionale per la semplificazione vorremmo, col vostro aiuto e col vostro contributo, fortemente portare avanti. Andiamo allora a esplorare un pochino più puntualmente quello che è il campo di azione del SUAP, che sempre deriva dalle normative citate in premessa, ma in particolare trova riferimento
nell'articolo 1,1 lettere I e J del nostro DPR 160. Il campo di azione è duplice: costruire impianti e fabbricati ad uso produttivo. Costruire cosa significa? O meglio, che cosa decliniamo un po' questa voce così generica? Il SUAP come campo di azione si occupa della localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione e ampliamento, trasferimento, cessazione, impianti o fabbricati ad uso produttivo. Ecco che gli impianti o fabbricati alla fine sono che cosa? I fabbricati, gli impianti e gli altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi, quindi è un'accezione piuttosto ampia. Ecco che quindi nella fase costruttiva SUAP entra in gioco ogni qualvolta abbiamo una pratica che consente poi di arrivare alla realizzazione o alla modifica di un impianto o fabbricato, anche se è solo parzialmente destinato all'uso produttivo, cioè anche il parziale uso produttivo avoca in qualche modo alla competenza del SUAP l'intera pratica. Resta esclusa dunque dal campo di azione dell'area costruire, resta esclusa la pratica di edilizia residenziale pura, fermo restando che se negli accordi che sono stati presi tra il SUAP ed eventualmente il proprio ufficio tecnico si è deciso diversamente e quindi si ritiene di dover far transitare dal SUAP anche l'edilizia residenziale, nulla vieta di farlo. Nel momento in cui magari il transito attraverso un SUAP particolarmente efficiente, perché è ben organizzato, perché è digitalizzato, possa risultare funzionale ad una istruttoria più celere e più, come dire, coerente anche per la parte di edilizia residenziale. Sono scelte che potete tranquillamente fare al vostro interno. Al campo di azione del costruire, naturalmente si aggiunge l'altro campo di azione che per molti è ancora, come dire, il business, è ancora fondamentale, nel senso che ha un peso maggiore rispetto alla parte costruttiva, ossia il campo aprire, modificare, cessare attività produttive. Cosa significa? Che il SUAP si occupa di tutto quello che è avviare un'attività, modificarla, subentrare, cessarla. Quindi si occupa di modifiche dell'oggetto e del soggetto che gestisce l'attività produttiva. Cosa si intende per attività produttive? Anche qui ci viene ovviamente in soccorso la lettera I dell'articolo 1,1 del DPR. Sono tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere, servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e servizi di telecomunicazioni. Perché dico che queste attività hanno ancora per molti di voi un peso molto importante? Perché anche qui, dai dati che sono emersi, i primi dati che sono emersi dal questionario di monitoraggio, abbiamo potuto notare che ancora il peso del aprire, modificare o cessare negozi, bar, alberghi, fare manifestazioni temporanee, pubblici spettacoli, chiedere l'occupazione di suolo pubblico, ecco, il peso percentuale di questa area, no, di questo sottocampo di azione del SUAP risulta essere ancora dominante. Percentualmente, quindi sul totale delle pratiche che voi dichiarate di aver ricevuto nell'anno 2017, sicuramente quelle di avvio di impresa sono le più significative, almeno dal punto di vista numerico. Possiamo anche dedurre che forse la crisi dell'edilizia che ha accompagnato appunto la crisi mondiale, anche europea e italiana, forse ha anche contribuito a mantenere ancora sbilanciato questo rapporto. In futuro, con magari nuovi monitoraggi fra qualche anno, potremo
verificare se questa, che per il momento è solo una ipotesi, sia effettivamente corrispondente alla realtà. Dunque, ricapitolando, ambito oggettivo e soggettivo del SUAP, lo abbiamo detto, ma ce l'ha detto anche la Corte di Giustizia, quindi non dimentichiamoci che ci sono anche una serie di pronunce della Corte di Giustizia che definiscono che le attività produttive di competenza del SUAP sono quali? Tutte quelle che producono beni e o forniscono servizi, attenzione, dice la Corte, non necessariamente svolte a scopo di lucro o su retribuzione. ANCI, peraltro, con una nota di indirizzo del gennaio 2013, quindi l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, esprimendosi a proposito del rapporto tra SUAP e SUE, ci indirizza anche ad un'altra importante considerazione, ossia si rivolge allo sportello unico attività produttive chi fa domanda o SCIA, anche se non ha la qualità di imprenditore. Vediamo quindi, ma molto brevemente, anche queste pronunce della Corte di Giustizia che abbiamo richiamato in questa slide, sempre per contornare, speriamo ancora meglio, quello che è l'ambito oggettivo e soggettivo di azione del SUAP. Ecco, vedete, la Corte, e quindi a livello comunitario, la definizione di impresa non è corrispondente e coincidente con quella del nostro codice civile. Secondo il codice civile italiano è imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi. Viceversa, per l'UE la definizione di impresa non è legata a presupposti soggettivi come potrebbero essere la pubblicità dell'ente o l'assenza di lucro, ma è caratterizzata da elementi oggettivi, cioè l'impresa è colei o colui che offre beni e servizi da scambiare con altri soggetti. Per meglio dire, ci spiega la Corte in queste pronunce, per impresa va inteso qualsiasi soggetto che eserciti attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Ancora, costituisce attività economica qualsiasi attività che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato. Ancora, l'assenza di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico che esercita un'attività economica possa essere considerato impresa nell'accezione comunitaria. Questo che cosa ci porta a considerare e a concludere? Che, come ci ha detto ANCI, peraltro con quella nota del 2013, anche gli enti del terzo settore, il volontariato, quindi le associazioni, le parrocchie, quindi tutti coloro che nell'accezione italiana di impresa sicuramente imprese non sono, perché non mettono in piedi un'organizzazione di mezzi e persone finalizzata al lucro, certamente no, però anche loro nel momento in cui esercitano un'attività economica e quindi un'attività di offerta di beni o servizi su un determinato mercato possono essere considerati imprese dal punto di vista dell'Unione Europea e quindi sono soggette a sportello unico, attività produttive. E con questo in qualche modo vorremmo mettere una pietra, tra virgolette, sopra alla questione spesso dibattuta e spesso oggetto di quesiti: perché mai le manifestazioni temporanee, qualora organizzate da soggetti del terzo settore, sono soggette a SUAP e alle procedure telematiche del SUAP. Questa è la ragione. Abbiamo capito finora qual è quindi l'inquadramento.
il campo di azione, le attività di cui si occupa e i soggetti che hanno a che fare con questo ufficio comunale obbligatorio. Abbiamo anche anticipato che il SUAP è un soggetto della semplificazione, ma è anche strumento di essa. E adesso vediamo perché di queste affermazioni, seppur avendo già anticipato al fatto che ha un ruolo di coordinamento, di unico punto di ingresso e di uscita, già questo è evidentemente un core della semplificazione. SUAP quindi utilizza strumenti e istituti per semplificare, proprio perché è visto dal legislatore come soggetto autore delle tecniche di semplificazione. E in che modo? Come si attua la semplificazione nel SUAP? Sicuramente perché il SUAP è un ufficio obbligatoriamente telematico. Poi spiegheremo meglio che cosa si intende per SUAP telematico e per procedura telematica. Il SUAP è un soggetto che garantisce la trasparenza nella procedura telematica e nella digitalizzazione dei suoi servizi. SUAP è uno strumento che applica la cosiddetta concentrazione dei regimi. Anche qui un principio di derivazione comunitaria, once only, che significa chiedere una sola volta. La pubblica amministrazione chiede in un'unica volta tutto quello che le serve per poter in qualche modo autorizzare, abilitare un'attività di servizi. Ancora, SUAP utilizza strumenti della semplificazione importantissimi quali il silenzio assenso, in particolare il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni, che è un istituto di nuova recente introduzione, vedasi riforma Madia, e anche la conferenza di servizi, che è stata, come ben sapete, profondamente revisionata. Ancora, SUAP quale strumento di semplificazione utilizza soluzioni standard, sia che si parli di modulistica per l'accesso appunto all'apertura o per la delle attività produttive o per la costruzione degli impianti e fabbricati produttivi, ma utilizza anche procedure che cercano di essere sempre uniformi, garantendo in qualche modo uno standard che sia almeno a livello regionale. Un ultimo passaggio su questo discorso dello standard, perché vedete, per noi gruppo tecnico SUAP è ora centro di competenza, che siamo call center delle esigenze delle imprese nel momento in cui li aiutiamo a costruire il loro carrello telematico. Ecco, ci rendiamo conto che ciò che le imprese chiedono in maniera proprio corale, in maniera forte, è avere procedure telematiche e modulistiche unitarie, perché per loro, ma insomma credo che sia abbastanza intuitivo per tutti, è un onere trovarsi a che fare con modulistiche diversificate da comune a comune, da regione a regione, e con procedure diversificate da comune a comune e da regione a regione per fare la stessa cosa. Pensate a quanto può essere, in particolare per quelle imprese che operano sull'intero territorio nazionale, quanto può essere oneroso e soprattutto incomprensibile trovarsi a che fare con tante piattaforme telematiche, anche questo ce lo dobbiamo dire, con tanti modelli diversi di ricezione delle pratiche telematiche, perché ancora è invalso l'uso di ricevere con la posta elettronica certificata, e possiamo dirlo, lo si dice insomma abbastanza chiaramente dappertutto, quindi non svelo segreti che non si possano svelare. Ancora si riceve qualcosa via carta. Piano piano la carta, che come sapete è assolutamente vietata nel rapporto tra imprese e pubbliche amministrazioni, piano piano la si sta abbandonando. Certo, però, ecco, le imprese desiderano che le modalità siano uniche e possibilmente si arrivi anche a portali unici e a procedure il più possibile uniformi, perché per loro sono oneri dover
doversi misurare con tutta questa diversità significa pagare molto più cari gli oneri finali che una pratica amministrativa porta a carico dell'impresa. E in quel presupposto di avvantaggiare lo spostamento dei prestatori di servizi tra un paese e l'altro, voi capite che più uniformiamo, più standardizziamo, più rendiamo le cose uniformi, più facciamo quell'interesse del legislatore comunitario nel momento in cui ha emanato la direttiva Bolkestein. Ritorniamo quindi all'aspetto del SUAP come strumento della semplificazione in quanto ufficio obbligatoriamente telematico. Il SUAP è un ufficio che lavora col web, via web. Via web, attenzione, non significa via PEC, web significa online, utilizzando un sito, un portale. Faccio sempre l'esempio di quando facciamo i pagamenti bancari. Credo che insomma più o meno tutti noi abbiamo dovuto, magari nostro malgrado, prendere confidenza con le procedure elettroniche che le nostre banche magari ci mettono a disposizione. Facciamo magari i bonifici online e quindi andiamo effettivamente su un sito web che con un accesso in cui siamo stati riconosciuti, quindi con un'identità forte che ci è stata data, riconosciuta, ci siamo presentati in banca, ci hanno fatto l'identificazione, ci hanno fatto depositare la firma e ci hanno dato delle credenziali. Ecco, il SUAP telematico funziona così su siti web e prevede un'autenticazione forte. Ecco che qui il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito, anche se non tutti sono d'accordo sull'interpretazione che è stata data, intendo i technology, quelli che si occupano proprio di informatica. Il Mise ci ha detto che con una risoluzione del dicembre 2013, a proposito di SUAP, le imprese devono conformarsi alle modalità di comunicazione telematica scelte da ciascuna amministrazione e non possono liberamente optare per una trasmissione tramite PEC, che infatti non dà luogo ad una gestione telematica del procedimento. Che significato e che conclusione, che esito comporta questa interpretazione ministeriale? Comporta che nel momento in cui uno sportello unico comunale per le attività produttive ha aderito ad una piattaforma web, che sia impresa in un giorno, che sia SUAP in rete, che sia una piattaforma in proprio che il comune ha deciso, di cui il comune ha deciso di dotarsi, poco importa quale sia lo strumento online, vero è che quello strumento diventa obbligatorio utilizzare da parte dell'impresa, sia per avviare l'attività produttiva che per costruire l'impianto. E lì, in maniera web, quindi con la modalità web, l'impresa è tenuta a fare la pratica. Non può utilizzare il canale alternativo della PEC, con l'unica eccezione, me lo insegnate voi, che il sistema SUAP web, diciamo così SUAP online, rimanga non disponibile per almeno 3 ore consecutive durante l'orario di apertura degli uffici. Questa è un'eccezione prevista da un DM, quindi da un decreto ministeriale, che ovviamente si è preoccupato di gestire il caso in cui la piattaforma web, potrebbe capitare, sia indisponibile per un certo periodo di tempo e, essendo l'unica attraverso la quale l'impresa può è legittimata a presentare la pratica, giustamente il legislatore ha previsto una soluzione alternativa. Quando avete quindi una piattaforma web che si chiami SUAP in rete, che si chiami impresa in un giorno o che si chiami portale comunale dei servizi, è indifferente come l'avete chiamato,
comunque quando disponete di un sistema web, ricordatevi ecco sempre di questo: l'impresa deve lavorare con voi via PEC, sia per la parte del primo invio, cioè dell'invio della domanda, della SCIA, della comunicazione, della SCIA unica, della SCIA condizionata, sia per l'eventualità che vi presenti le integrazioni alla pratica. Ancora un piccolo passaggio sul fatto che il SUAP sia una procedura web. Ecco, questo è molto importante. La pronuncia del TAR Puglia è una pronuncia già del 2015. Questo TAR ha riconosciuto l'inammissibilità di una SCIA edilizia. Ecco, qui la materia del contendere era che la SCIA era stata presentata in formato cartaceo, addirittura cartaceo, anziché in formato telematico. Quindi ricordiamoci sempre che abbiamo degli elementi giurisprudenziali, ma anche appunto interpretativi del Ministero, per supportare, quando le imprese o anche gli enti del terzo settore eccepiscono, no, l'utilizzo della procedura telematica perché la considerano magari troppo complessa o per 1000 motivi. Ecco, possiamo eccepire che esistono appunto queste interpretazioni che un tanto prevedono e un tanto gli sportelli unici sono tenuti ad adottare. Su questo fatto che è inammissibile la SCIA edilizia in formato cartaceo, ecco, mi soffermerei solo un momentino sul presupposto che il SUAP, che abbiamo detto, si occupa dell'edilizia produttiva e che anche quando quando viene inoltrata una pratica di edilizia solo parzialmente produttiva e parzialmente residenziale, comunque il SUAP avoca a sé la competenza, quindi è sufficiente che all'interno di un contenitore edilizio, insomma di un fabbricato, di un impianto, ci sia solo una parte di produttivo affinché il tutto transiti tramite il SUAP. Ecco, attenzione, se la pratica SUAP edilizia, che sia SCIA, che sia permesso di costruire, che sia indifferente che cosa, insomma pratica edilizia, comunque di pratica edilizia stiamo parlando, ricordiamoci che è una pronuncia forte questa del TAR Puglia, nel senso che dichiarare inammissibile la pratica significa che qualora presentata, in questo caso in formato cartaceo, sarebbe tamquam non esset. Cosa vuol dire? È come se fosse addirittura inesistente. Questo significa che va evidentemente presentata su un portale, ovvero solo laddove non ci sia un portale è ancora ammessa la presentazione via PEC, punto, e da lì partono i termini del procedimento. Da quel momento lì la pratica viene ad esistenza. Inammissibilità è una sanzione forte, vuol dire che è come se non fosse mai stata presentata. Nel caso trattato dal TAR Puglia effettivamente era come se il presentatore non avesse mai depositato la SCIA edilizia, con la conseguenza che l'intervento edilizio ove svolto, eseguito, era evidentemente sanzionabile perché non legittimamente attuato, quindi soggetto appunto a sanzione. Ancora, trasparenza digitale. La trasparenza, anche questo è un concetto su cui gli ultimi legislatori hanno lavorato tanto e i comuni ma tutti noi, anche la regione, insomma tutte le pubbliche amministrazioni siamo in qualche modo coralmente un pochino, tra virgolette, passatemi il termine forte, vittime a volte della trasparenza. Trasparenza significa che dobbiamo esporre sui nostri siti tutta una serie di dati e informazioni che spesso faticosamente riusciamo a reperire
perché, e questo è un problema tutto italiano e ancora molto stringente, non siamo ancora un paese digitale o digitalizzato, siamo effettivamente ancora al 24° posto nella classifica della digitalizzazione dei paesi dell'Unione Europea. Siamo stabili, c'è un indice internazionale che verifica, ed è stato fatto a maggio questa verifica appunto quale sia lo stato di digitalizzazione dei paesi dell'Unione. Noi siamo, come si suol dire, fanalini di coda, anche se rispetto al 2016 siamo rimasti nella stessa posizione. E badate bene, anche le nostre imprese non è che stiano messe meglio, nel senso che anche loro affrontano la digitalizzazione con un approccio che tende ad essere, diciamo così, di disagio, di profondo disagio, perché siamo forse anche un paese con una popolazione mediamente anziana. Se non ricordo male, Istat ci dice che l'età media è di 45 anni, quindi è un'età media molto molto elevata, dati di una decina di giorni fa. E non è che le nostre imprese quindi stanno messe tanto meglio, perché anche sono costituite comunque prevalentemente da cittadini italiani. Quindi la resistenza alla digitalizzazione non è solo della pubblica amministrazione, ma anche delle imprese. Siamo in qualche modo in una barca comune. Allora, trasparenza, dicevo, a volte è vissuta con sofferenza proprio per la difficoltà di reperire i dati e le informazioni e di doverle esporre. E il SUAP non è che si sottrae agli obblighi di trasparenza. Tuttavia, quale può essere il vantaggio? E qui ritorniamo al concetto di uniformazione, unificazione, standardizzazione, al fatto di avere un gruppo tecnico regionale SUAP, di potersi appoggiare ad un portale regionale del SUAP, ecco dove trovare la trasparenza delle informazioni. Questa trasparenza verso l'impresa viene garantita dal portale del SUAP, e quindi è come se i SUAP che si appoggiano al portale già avessero assolto a questo obbligo di essere trasparenti tramite le schede descrittive che vanno a raccontare che cosa sono le varie attività produttive di beni e servizi che transitano dal SUAP, fornendo una descrizione, indicando quali sono i regimi di avvio, la SCIA, la domanda, la comunicazione, indicando quali sono i requisiti di accesso ove previsti per poter avviare e gestire quell'attività, i requisiti del soggetto, morali, personali, i requisiti oggettivi relativi ai locali o eventualmente agli impianti e fabbricati ad uso produttivo. Ancora, la trasparenza digitale viene offerta attraverso la modulistica, che come sapete è una modulistica unificata su base regionale, sia per l'avvio d'impresa che per la parte edilizia, quindi dell'edilizia produttiva, anche se in realtà, e questo gli uffici tecnici e SUE lo sanno bene, ma probabilmente lo sapete anche voi, la modulistica edilizia in realtà è unificata sia che stiamo facendo una pratica di edilizia produttiva, sia che stiamo trattando una pratica di edilizia residenziale. E ben venga in questo caso l'unificazione. Ma ancora la trasparenza digitale vi viene in qualche modo garantita automaticamente dal fatto di aderire al portale SUAP attraverso quel meccanismo di trasparenza digitale che è la navigazione all'interno del portale. Dall'home page è sempre possibile, selezionando la funzione di cerca domande che si trova nella videata di home in basso a destra, è possibile per qualunque cittadino, senza necessità di doversi identificare in piattaforma, verificare quali pratiche sono pervenute, a chi, dove sono localizzate e di cosa si tratta. Ovviamente nel rispetto dell'anonimato della pratica, quindi non si può
nessuno può venire a sapere chi è l'autore di quella pratica, ma quantomeno si può verificare qual è l'andamento del portale SUAP, quindi le tipologie di pratiche che sono pervenute. Ci si può anche, tra virgolette, divertire a fare delle statistiche, magari mensili. È un po' l'attività che faccio io, e con grande, a mia volta, qualche volta sorpresa, quando magari scopro, e succede quasi ogni mese, che le pratiche di manifestazioni temporanee che prima ho citato sono quasi sempre al top della classifica di tutte le pratiche presentate quantomeno su SUAP in rete. Ancora, a proposito di trasparenza digitale, il SUAP regionale, ma sono convinta che anche gli altri SUAP garantiscono in questo caso all'utente che ha predisposto la pratica e che l'ha inviata allo sportello, il tracking della stessa. Tracking significa in qualche modo tenere sotto controllo lo stato di avanzamento. Nel caso del SUAP in rete, il back office dello SUAP consente al compilatore di verificare in che condizione, in che stato di avanzamento si trova la pratica, e anche questa è trasparenza che il SUAP garantisce e che deve tra l'altro garantire. Andiamo ancora ad evidenziare, enfatizzare quali sono gli strumenti che il SUAP, quale cabina di regia, quale soggetto della semplificazione, va ad utilizzare. E qui la riforma Madia ci ha detto delle cose nuove, tutto sommato su delle cose vecchie. Allora, da un lato ha affermato un concetto che è quello di concentrazione dei regimi amministrativi come diritto del cittadino. Vedete, concentrazione dei regimi che significa? Abbiamo, penso, abbastanza tutti presente quello che è stato poi nell'excursus della Madia il decreto legislativo 222/2016 con la famosa tabella A, che nel definire quali sono le attività produttive che passano dal SUAP, un primo elenco, peraltro non esaustivo, di attività produttive che passano dal SUAP, in un'apposita colonna ha descritto quali sono i regimi di avvio e quali sono le varie combinazioni di scia, di comunicazioni, di domande che io, imprenditore o ente del terzo settore, insomma indifferente, io che devo fare una pratica SUAP, posso, collazionare all'interno del mio carrello elettronico. Concentrazione dei regimi, dunque, nella visione della Madia, significa che il cittadino ha diritto di presentare un'unica pratica SUAP composta da un insieme di procedimenti, i cui regimi di avvio possono essere diversi. Posso mescolare, ce lo dice abbastanza lucidamente, seppur magari con qualche sbavatura, la tabella A del decreto legislativo 222. Io cittadino posso combinare, fermo restando che sono libero, è un diritto ma non è un obbligo, sono libero di presentare una scia singola o una comunicazione singola, ma quello che è importante che io sappia è che ho diritto, ove abbia necessità di agganciare al regime semplificato della scia o della comunicazione anche un'istanza o domanda, ho diritto di farlo confezionando un'unica pratica composta da più regimi. Ecco che, e vi dico anche con soddisfazione, ritornando sempre al discorso delle manifestazioni temporanee, sul portale regionale, che è l'unica piattaforma su cui io posso vedere, insomma, ma chiunque di noi lo può fare, monitorare quanto viene utilizzato il carrello elettronico che permette di concentrare il regime, ecco che nelle manifestazioni temporanee abbiamo un eccellente utilizzo massiccio del regime, della concentrazione dei regimi. Se
appunto avete qualche minuto di tempo e volete andare a sbirciare, a fare come faccio io, quindi andare in home page nel cerca domande in quella sezione che vi ho mostrato prima, cercando proprio le attività temporanee, vedrete, applicando i filtri, quante pratiche di manifestazioni temporanee applicano correttamente il principio di concentrazione dei regimi. I cittadini, insomma i compilatori, hanno capito che è loro diritto inviare tramite il SUAP un'unica domanda composta da tante subdomande. Nel caso delle manifestazioni, tipicamente avremo l'occupazione di suolo pubblico se si utilizza l'area pubblica, avremo quasi sempre l'attività temporanea di somministrazione o commercio. Essendoci alimenti e bevande di mezzo, avremo sicuramente la comunicazione ai fini sanitari, e se poi cominceremo ad agganciare il pubblico spettacolo, avremo il pubblico spettacolo, probabilmente anche una procedura di agibilità sotto o sopra le 200 persone. Avendo un pubblico spettacolo è abbastanza probabile che mi scatti una deroga acustica, e vuoi mai che non ci metta pure delle luminarie, oppure facciamo una tombola o magari un gonfiabile, quindi un'attrazione dello spettacolo viaggiante. Il SUAP telematico applica correttamente questo diritto del cittadino di presentare tutto in una volta. Devo dire che anche per quanto riguarda le pratiche edilizie, molte altre pratiche, ma io intendo dire dal punto di vista numerico, dei numeri, noto che oltre alle manifestazioni temporanee si sta insomma diffondendo anche piuttosto bene, per quanto riguarda l'edilizia produttiva, l'utilizzo del carrello elettronico. Quindi abbiamo magari la pratica di permesso di costruire, che viene in qualche modo affiancata dalla pratica di esame progetto per i vigili del fuoco. A volte cominciano ad esserci le AUA nel carrello, quindi insomma anche su questo versante la concentrazione dei regimi funziona. Concentrazione dei regimi comporta, come obbligo di legge per il SUAP, per il SUAP e naturalmente anche per tutti gli uffici che sono interni e gli enti esterni, che sono poi deputati a trattare le singole pratiche, perché, ribadiamolo ancora una volta, nessuno ha tolto la competenza sostanziale nella valutazione istruttoria delle varie submaterie di competenza sia degli uffici interni che degli enti esterni. Ecco, dicevo, vietato frazionare il procedimento, che significa che nella visione della riforma Madia in qualche modo condizionare la presentazione della pratica da parte dell'utente, portandolo a fare dei procedimenti separati, ancorché via web, non è coerente con lo spirito della riforma. Così pure come non è coerente con lo spirito della riforma, e quindi è vietata l'acquisizione asincrona dei titoli abilitativi, che vuol dire che il richiedente appunto magari fa un'unica domanda, però in realtà poi i singoli subprovvedimenti che compongono la pratica SUAP vengono rilasciati dalle singole autorità e consegnate al richiedente. No, è vietata l'acquisizione asincrona, perché tutto deve avvenire quando c'è necessità di acquisire più pareri o titoli abilitativi da più amministrazioni. Il tutto deve avvenire tramite la conferenza di servizi guidata dal regista, che chiamasi Sportello Unico Attività Produttive. Ecco che quindi è vietata di conseguenza l'adozione di autonomi atti di assenso o dissenso, perché tutto dovrà avvenire nella cornice della conferenza di servizi. Questa riforma Madia ci ha messo anche di fronte ad una novità, o comunque ad uno scenario che, per quanto riguarda poi la regione, il centro di competenza,
partendo dall'esperienza del gruppo tecnico SUAP, ci fa molto riflettere attraverso proprio questo concetto di concentrazione dei regimi su uno scenario che vede evolvere lo sportello unico attività produttive come best practice già realizzata in qualcosa di più grande. Cosa voglio dire? L'articolo 3 del decreto legislativo 126/2016, che è uno dei decreti attuativi della legge Madia, che è dell'anno precedente, ha introdotto questo articolo 3, un articolo molto importante, il 19 bis, nella legge solita del procedimento amministrativo, la ben nota 241/90. Questo articolo 19 bis ci dice che tutte le pubbliche amministrazioni, tutte indistintamente, devono provvedere, anche qui c'è proprio un concetto di obbligatorietà, non è una facoltà, è un obbligo, hanno l'obbligo di andare a costituire uno sportello unico che noi in regione chiamiamo sportello unico dei servizi, proprio per capirci, ma insomma vediamo che anche a livello nazionale tutti tendono a dargli questo nome. Sportello unico sicuramente, chiamiamolo un po' lo sportello unico dei servizi o dei servizi online, come preferite. E che questo sportello unico dei servizi, di cui tutte le pubbliche amministrazioni indistintamente si devono dotare, altro non è, nella visione del decreto attuativo della Madia, che un'evoluzione del SUAP e dello sportello unico per l'edilizia per chi lo avesse istituito. Voi mi direte, ma in regione Friuli Venezia Giulia il SUE non ha avuto buona fortuna, è vero, non ci risultano, quantomeno anche dal questionario di monitoraggio o comunque dai nostri contatti con le vostre realtà, non ci risulta che vi siano grandi e diffuse esperienze di SUE sul territorio regionale. Lo sportello di edilizia residenziale è ancora di regola gestito da un ufficio tecnico che non si è, come dire, costituito in SUE. Tuttavia, nel resto d'Italia il SUE, anche in virtù del fatto che nel resto d'Italia vige il codice nazionale, no? Il DPR 380/2011, ecco, nel resto d'Italia ci sono molte più esperienze di SUE e il SUE nel resto d'Italia è già per molti interamente digitalizzato al pari del SUAP. Quindi la Madia ci dice che lo sportello unico dei servizi è un'evoluzione in digitale di quello che all'inizio è stato il SUAP digitale e che poi è diventato, per chi lo ha fatto, per chi lo ha realizzato, anche il SUE. Potremmo chiamarlo anche SUAPE, legando, come ha fatto ad esempio la regione Sardegna, che ha già da qualche anno effettivamente dato vita a un ufficio unico interamente digitalizzato, interamente online, che si chiama Sportello Unico per le attività produttive per l'edilizia e quindi gestisce anche digitalmente tutta l'edilizia residenziale. Da SUAP a SUAPE, ma la Madia ci dice facciamo questo salto ulteriore verso lo sportello unico dei servizi. Preferibilmente, dice l'articolo 19 bis, telematico. Come va letto questo avverbio preferibilmente? Sarà obbligatoriamente telematico laddove una norma di settore dice che quel tipo di sportello unico è obbligatoriamente telematico. Il SUAP lo è e rimane obbligatoriamente telematico. Sarà preferibilmente telematico laddove la norma di settore che disciplina l'accesso a quel servizio a cui il cittadino aspira non prevede l'obbligo di sportello telematico. Questo che significa? Come possiamo tradurre questo ragionamento, per vero un po' complesso, in parole un po' più concrete? Significa che il legislatore si aspetta un investimento da parte di tutte le pubbliche amministrazioni nel far sì
che quella che comunque è considerata una best practice e che chiamasi SUAP digitale realizzato possa diventare uno strumento di semplificazione a servizio di tutti i cittadini e delle imprese perché possano presentare attraverso quello strumento telematico qualsiasi istanza non necessariamente legata alle pratiche produttive. Uno sportello unico dei servizi, preferibilmente telematico, che mi permetta, per esempio, attraverso un'interfaccia unica, un'unica soluzione, un'unica, come dire, facciata, no? Di sportello, un'unica videata, mi permetta ad esempio, che ne so, di andare a chiedere l'iscrizione del figlio all'asilo piuttosto che l'accesso ad una prestazione sanitaria, magari ho bisogno di avere i pasti a casa per la mamma anziana. Oppure un'altra pratica che potrebbe essere, non so, anche una pratica di appalto. Ecco, il legislatore, quindi la Madia, si è immaginata che tutti noi andiamo verso soluzioni di questo tipo generalizzate, in cui i servizi vengono richiesti attraverso portali e il portale, almeno a livello di una stessa amministrazione, dovrebbe essere uno e uno solo, in modo che il cittadino si ritrovi facilmente attraverso quell'unica interfaccia che lo indirizza verso il SUAP se ha bisogno del SUAP, verso il SUE se ha bisogno di fare edilizia residenziale, oppure verso altri servizi comunali o regionali se deve rivolgersi ad essi per ottenere soddisfazione della sua esigenza. Gli altri strumenti di semplificazione che ancora lo sportello unico attività produttive utilizza, accennavamo prima, sono il silenzio assenso tra le pubbliche amministrazioni e la conferenza di servizi. Dicevamo strumenti vecchi e nuovi, no? Il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni, probabilmente, insomma, tutti lo sapete, è stata in realtà una novità introdotta dalla Madia. Il silenzio assenso è un qualcosa che conosciamo da più di 20 anni, perché evidentemente è previsto dalla legge 241 che vi ricordo è del 90. Però conoscevamo quella formula, no, del silenzio assenso in cui io faccio una domanda e, decorso inutilmente un periodo di tempo prefissato in una legge, se non ho ottenuto una risposta positiva o negativa che sia, la legge stessa sancisce che, decorso inutilmente il periodo, si è formato l'assenso, quindi è come se mi fosse stata data una risposta positiva. Quindi il meccanismo di silenzio assenso che conoscevamo era quello tradizionale, per cui a un'istanza a cui faceva seguito il decorso del tempo prefissato senza che arrivasse una risposta da parte dell'ente pubblico destinatario dell'istanza, corrispondeva un provvedimento implicito di ti ho dato l'ok. La Madia ha fatto invece un qualcosa di diverso, ha introdotto una nuova forma di silenzio assenso che vale tra le pubbliche amministrazioni. È quando si scatena, cioè quando una pubblica amministrazione chiede a un'altra pubblica amministrazione il suo assenso, quindi chiede un parere, chiede un nulla osta, chiede il rilascio di un titolo abilitativo, e anche qui, decorsi i termini fissati dal legislatore senza che la pubblica amministrazione che ne è stata richiesta comunichi il proprio assenso, con certo nulla osta, lo stesso si intende acquisito. È un meccanismo forte questo, con la ratio del quale potete ben immaginare qual è. La Madia ha voluto far fronte al fatto che troppo spesso, quando c'è un SUAP che chiede una serie di concerti, assensi, nulla osta o titoli abilitativi
ad altre pubbliche amministrazioni e non li ottiene nei termini fissati, ecco, ha voluto in qualche modo fronteggiare questo problema della tardività della risposta o addirittura della non risposta. Naturalmente c'è un'eccezione, questo meccanismo del silenzio assenso tra le pubbliche amministrazioni non funziona sempre, non funziona quando le disposizioni comunitarie non prevedono la possibilità che si formi il silenzio assenso, perché sto chiedendo a un'altra pubblica amministrazione un permesso, un nulla osta, un titolo abilitativo che riguarda una materia che ha bisogno di essere particolarmente tutelata, quindi di solito sono le materie ambientali, quelle sulle quali può esserci appunto questa eccezione alla regola generale del silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni. L'altra novità ha riguardato nell'ambito della Madia la riformulazione dell'istituto della conferenza di servizi. Per chi lavora, ahimè, da tanti anni, dico ahimè solo perché evidentemente documento la mia età anagrafica in questo modo, non certo perché non sia contenta e orgogliosa di servire nella pubblica amministrazione. Comunque chi come me lavora da tanti anni sa benissimo che la conferenza di servizi, per come è stata riformulata dalla Madia, è stata in qualche modo un tornare indietro alla operazione primigenia, quindi a quando è stata introdotta con la legge 241/90. Cosa voglio dire? Che il legislatore, resosi conto che la conferenza di servizi in modalità sincrona, cioè in presenza di tutte le pubbliche amministrazioni invitate e partecipanti, aveva delle grosse difficoltà di funzionamento per mettere vicino i calendari, perché comunque spostarsi ha dei costi, per tutta una serie di motivi, ha in qualche modo preso atto di queste difficoltà e ha voluto scientemente far retromarcia. Noi che partecipiamo dal 2014 ai tavoli nazionali dell'agenda semplificazione e quindi ci interagiamo proprio col Dipartimento Funzione Pubblica e con le altre regioni, sia per quanto riguarda la predisposizione della modulistica unificata nazionale per le attività produttive edilizie e ambiente, sia per quanto riguarda proprio il processo legislativo. Sappiamo bene, insomma, abbiamo sentito anche l'opinione dei nostri colleghi delle altre regioni e di grossi comuni che sovente vengono invitati a partecipare in queste riunioni. Abbiamo sentito effettivamente un effort sulla conferenza di servizi piuttosto negativo, e quindi da lì è nata questa volontà del legislatore di riformularla tale per cui qual è lo scenario attuale che voi ben conoscete? È quello che vede nella conferenza di servizi asincrona, cioè nel procedimento con richiesta di pareri, la regola. Non facciamo più le conferenze di servizi in presenza se non nei casi eccezionali e residuali previsti dalla riforma. Quindi quando andrete a gestire procedure complesse, pluriprocedimento, in cui sono coinvolte più diverse pubbliche amministrazioni, la vostra regola sarà convocare una conferenza di servizi asincrona, quindi indifferita in qualche modo, certamente non con la modalità della riunione. Quindi indirete la conferenza dei servizi sincrona con la modalità della riunione solo nei casi residuali previsti dalla legge ed eventualmente nel caso della conferenza preliminare nei casi in cui la Madia la prevede. Ancora andiamo a esplorare, li ho brevemente accennati già questi
strumenti di semplificazione che il SUAP utilizza, e voi li utilizzate per chi aderisce a SUAP in rete grazie alla piattaforma regionale, per chi aderisce a Impresa in un giorno grazie alla piattaforma nazionale. Gli strumenti sono quegli strumenti omogenei, unitari, uniformi che andate ad utilizzare, sono in particolare, per semplificare, sempre naturalmente in chiave di semplificazione, sono i moduli unitari. I moduli unitari li aveva previsti l'agenda semplificazione nel 2014, li ha consolidati uno dei decreti attuativi della riforma Madia, cioè sempre il decreto legislativo 126/2016 all'articolo 2, ha ribadito la necessità di disporre di moduli unificati e standardizzati adottati dalla conferenza unificata con specifici accordi, ma tenendo conto delle specifiche normative regionali. Che significa questo? Che in questi tavoli nazionali cui vi accennavo prima si lavora per predisporre uno standard unico nazionale di modulistica SUAP avuto riguardo alle materie che sono indicate nel decreto legislativo 222. Quindi, come sapete, si è partiti dal commercio, la somministrazione, gli acconciatori, estetisti, e poi si è fatto qualcosa alla notifica impresa alimentare e qualcos'altro anche di modulistica camerale. Gli accordi, come sapete, come ricorderete, sono stati approvati 3 nell'anno 2017, 1 nel febbraio 2018. In questo periodo il tavolo di lavoro è alle prese con la modulistica unificata per i trattenimenti e spettacoli e per le attrazioni viaggianti. Quindi si va avanti, in conferenza unificata arriva quindi che cosa? Il prodotto dell'elaborazione di questo gruppo di lavoro, di cui è capofila ovviamente il Dipartimento Funzione Pubblica e a cui partecipano le regioni e anche alcuni comuni che vengono invitati anche su base volontaria. Ancora un piccolo passaggio sull'articolo 1 del decreto legislativo 222 che ho appena richiamato, all'uniformità delle procedure. La Madia che cosa ha voluto fare con questa operazione di semplificazione? Ha voluto avviare un percorso di individuazione delle attività oggetto di procedimento anche telematico, che per il SUAP è unicamente telematico, di comunicazione o segnalazione certificata o silenzio assenso, o di quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Potrebbe suonare un po' contraddittoria questa espressione che usa l'articolo 1. No, nella misura in cui ripensiamo al SUS, quindi allo sportello unico dei servizi, cosa abbiamo detto? Che la Madia prende atto che c'è un SUAP che è una best practices telematica già attuata e dice: censiamo i procedimenti del SUAP dove? Nel decreto legislativo 222 tabella A. Sappiamo che quelli sono obbligatoriamente telematici perché ce lo dice il DPR 160. Ma per tutti gli altri procedimenti di cui cittadini e imprese hanno bisogno, che dovrebbero essere almeno preferibilmente telematici e fatti attraverso i SUS, gli sportelli unici dei servizi, andremo a individuare questo set di procedimenti con più decreti legislativi in successione. Voi sapete che poi in qualche modo questo processo di definizione e individuazione delle attività soggette al SUAP e eventualmente al SUS si è, tra virgolette, temporaneamente arrestato perché comunque nel 2018 abbiamo avuto
le elezioni e quindi questo inevitabilmente ha comportato qualche rallentamento. Però ricordiamoci che il percorso dell'Ahmadiyya credo non sia in discussione, quindi i tavoli nazionali con cui lavoriamo proseguiranno e sia sul fronte della modulistica unificata nazionale sia sul fronte della definizione dei procedimenti oggetto di SUAP e dei procedimenti oggetto di sportello unico dei servizi, questo probabilmente in una fase successiva. A proposito del fare SUAP dopo la riforma Ahmadiyya, e qui ci interroghiamo su che cosa significhi essere responsabili, no, di uno sportello unico, collaboratori del responsabile di uno sportello unico dopo una riforma con così grandi attese, una riforma che si aspetta che attraverso il meccanismo degli sportelli unici e gli strumenti di semplificazione che il soggetto sportello unico utilizza, ecco, i vantaggi che possono derivare alle imprese, insomma, nella visione dell'Ahmadiyya abbiamo visto che sono piuttosto sono enfatizzati. Allora, fare SUAP dopo questa riforma che significa? Sicuramente il nuovo, possiamo parlare in qualche modo di un nuovo sportello unico. Io qui vi dico che serve un mix affatto banale tra differenti skills, cioè competenze e capacità. Allora cerchiamo di capire insieme il responsabile del SUAP cos'è e cosa non è, anche se sul cosa non è in realtà ci siamo già soffermati. Cerchiamo di capire che il SUAP, in quanto esperto in procedure complesse, ha in mano veramente quasi un nuovo mestiere. Cerchiamo di capire, anche se in questo ci siamo già spesi, SUAP è garante della trasparenza e anche dell'anticorruzione. Cosa è e cosa non è il responsabile del SUAP? Abbiamo già detto all'inizio che il RUP non si identifica con il responsabile dell'ufficio commercio o dell'ufficio tecnico o di un altro ufficio comunale, non so, potrebbe essere l'ufficio ambiente, no? Abbiamo visto prima che a seconda dell'articolazione organizzativa, comune più grande o meno grande, potremmo avere più uffici che seguono il filone delle attività produttive. Quel che è certo, cioè indipendentemente da come siete organizzati, è che il responsabile del SUAP è un soggetto terzo rispetto ai responsabili degli altri uffici che col SUAP hanno a che fare. Soggetto terzo non significa che il responsabile del SUAP non possa coincidere con il responsabile, ad esempio, dell'ufficio commercio oppure con il responsabile, ad esempio, dell'ufficio tecnico. Significa che, facciamo sempre il simpatico esempio del cappellino, quando sono responsabile del SUAP mi metto il cappellino da SUAP, quando sono responsabile dell'ufficio commercio mi metto il cappellino del responsabile dell'ufficio commercio. Ma questo viene da sé nel momento in cui ci ricordiamo dei presupposti di chi è il SUAP, un ufficio che non porta via la competenza sostanziale agli altri, il merito, la competenza, il merito istruttorio rimane sempre proprio dell'ufficio terminale che tratta quella materia e il cui responsabile firmerà il parere, il nulla osta, il provvedimento abilitativo che il SUAP gli richiede. Laddove nella vostra organizzazione, nella stessa persona fisica, coesistano due ruoli, non è un problema, nel senso che si può fare, è importante che sia chiaro fin dove arrivano le mie responsabilità e il mio ruolo di responsabile SUAP, scusate il gioco di parole, e quindi dove inizia e dove finisce, e dove viceversa inizia e finisce il mio ruolo in quanto responsabile del commercio, oppure dell'ufficio tecnico, oppure dell'ufficio ambiente o della polizia locale, insomma, quale che sia il mio ruolo all'interno dell'ufficio terminale.
Il RUP effettua il controllo di completezza formale. Anche qui ricordiamoci che il DPR 160 ce lo dice ma proprio in maniera lucida, cristallina. Il SUAP effettua un controllo di completezza formale, che è un controllo automatico che fa il portale, cioè il portale, che poi sia il portale SUAP o che sia il portale Impresa in un giorno o che siano i portali che alcuni dei nostri comuni hanno reso disponibili per sé. I portali fanno questo controllo di completezza formale, magari con diverse modalità, ma lo fanno. Quindi voi avete già assolto, nel momento in cui la pratica arriva, il portale stacca la ricevuta e la consegna al compilatore, avete già assolto il controllo di completezza formale previsto dalla legge. Controllo di completezza formale, quindi cerchiamo di non confonderlo con il controllo formale, che può essere invece quel controllo che sarebbe comunque bene che il SUAP facesse, ma che noi in qualche modo rimettiamo agli accordi che ogni singolo SUAP può prendere sia con gli uffici interni che eventualmente con enti terzi. Controllo formale. Quindi torniamo un attimo, facciamo un passo indietro. La completezza formale significa che il portale non consegna la pratica, ve lo dico in parole così piuttosto terra a terra, non consegna la pratica, non permette l'invio della pratica se alla pratica non sono stati allegati tutti i documenti e i moduli previsti e se i documenti dei quali il sistema chiede la firma digitale non sono stati firmati digitalmente. Ovviamente il controllo di completezza formale si ferma qui, non c'è un intervento umano, è un intervento automatizzato. Se facciamo un controllo formale, significa che cominciamo ad andare ad analizzare quali sono gli elementi di completezza formale della pratica. Ad esempio, se abbiamo chiesto il documento di identità e all'interno il documento di identità effettivamente il file c'è perché altrimenti la pratica non sarebbe partita, quindi ci arriva un file che si chiama documento di identità. Il controllo di completezza formale è stato superato. Faccio il controllo formale, cioè controllo che in quel file sia presente la foto, quindi il documento, no? la scansione del documento di identità afferente a quel compilatore. Ecco, questo significa fare un controllo di completezza formale, che non ha nulla a che vedere con il controllo sostanziale di merito che farà comunque l'ufficio terminale a cui la pratica SUAP o il subprocedimento andrà inviato. Ecco che il RUP, vorrei così concludere, è un mestiere nuovo, è un esperto in procedure amministrative complesse, lo abbiamo visto prima, il carrello, il diritto del cittadino a mettere insieme tante cose. Vi ricordo anche che se non è diversamente individuato, il RUP è il segretario comunale. Vi ho così lasciato questa frase, insomma un mestiere, SUAP esperto in procedure complesse. Perché parlo di un mestiere? Perché così come la Madia ce lo ha ricostruito, insomma capiamo bene che il ruolo del SUAP come regista, come coordinatore della conferenza di servizi, di tutte le come soggetto che tiene sotto controllo i tempi, che per carità non è del tutto nuovo evidentemente, però il fatto stesso della riformulazione della conferenza di servizi, dell'aver introdotto il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni, in qualche modo ha rafforzato il ruolo del SUAP, ma come contraltare c'è un ma, cioè il SUAP si trova a avere nelle mani questo ruolo nuovo, questo mestiere nuovo di esperto di procedure complesse e quindi ecco perché sentiamo come centro di competenza
abbiamo sentito necessario, ecco, proporvi queste attività di rafforzamento della capacità amministrativa, perché il vostro ruolo di sportelli unici è diventato ancora più pregnante, più difficile e presuppone probabilmente la compresenza di tanti skills, di tante competenze e capacità e formazione giuridico-amministrativa, tecnica urbanistica ambientale, ma anche informatica. E vi dirò, di tutte queste che citiamo, probabilmente la più importante è una che non si insegna, difficilmente si insegna. Ce l'hai un po' dentro, ti puoi anche allenare e migliorarla, però è un qualcosa che devi maturare anche con l'età, insomma con l'esperienza dentro di te, ed è l'apertura mentale, l'attitudine al cambiamento, l'attenzione all'utente finale. Put citizen first, ci dice l'Europa. Ce lo dice anche la Madia, naturalmente, nelle sue riforme. Metti il cittadino al centro, quindi sii preparato, sii aperto, buttati, non avere paura. E questo evidentemente prevede anche che all'interno dell'ufficio SUAP ci siano preferibilmente tutte queste competenze, se vogliamo assolvere in maniera egregia, ottimale, a un compito così importante, delicato e complesso. Sul SUAP garante della trasparenza e anticorruzione credo che ci siamo già abbastanza spesi. Le modalità di lavoro del SUAP sono trasparenti grazie alle modulistiche pubblicate sui portali, come sono pubblicati e resi noti ai cittadini e ai compilatori i regimi di avvio dell'attività, gli eventuali oneri a cui sono sottoposti, le normative di riferimento e le procedure che sono reperibili online. Ma anche la trasparenza, lo dicevamo, è garantita dal tracking della pratica disponibile dal back office, nonostante che, e questo sorprendentemente, il CAD, cioè il codice dell'amministrazione digitale, che prevedeva come obbligatoria la messa a disposizione del cittadino o compilatore del tracciamento della sua pratica, ecco, questo obbligo sia venuto sorprendentemente meno a dicembre dell'anno scorso per effetto di questo decreto legislativo 217 che è andato ad abrogare la norma del CAD che prevedeva questa obbligatorietà. Ma non importa, al di là del fatto che l'obbligo sia venuto meno, il tracking noi lo garantiamo perché ci sembra più che doveroso. Veniamo quindi a concludere questa carrellata con diciamo qualche piccola pillola, così, qualche piccola pillola riepilogo su quelli che sono i servizi per i SUAP FVG, in questo caso, che offriamo come gruppo tecnico SUAP e ora come centro di competenza regionale della semplificazione per gli sportelli unici. Vi ricordo che indipendentemente dal fatto che aderiate o non aderiate a SUAP in rete, il centro di competenza è a disposizione di tutti gli sportelli unici del Friuli Venezia Giulia, quindi siamo un ufficio di supporto per chiunque senta il bisogno di rafforzare la propria capacità amministrativa e sia alla ricerca di strumenti o procedure uniche. Vi ricordo che, come ha già anticipato Arianna Risso, la registrazione del webinar poi sarà resa disponibile sul canale YouTube della Regione e quindi la troverete, ma vi verrà data informativa anche tramite il servizio Lo Sapevi Che, verrà resa disponibile comunque anche su SUAP in rete nella sezione che abbiamo creato per il centro di competenza. Allora ci avviamo, vi dicevo, verso la conclusione parlando sì un attimino di SUAP in rete, ma ricordando che il centro di competenza regionale semplificazione è al servizio, dicevamo, di tutti gli sportelli.
Su Apinrete lo ricordo magari per i nuovi, le persone che, nuovi SUAP, quelli che hanno aderito più recentemente o che magari aderiranno, è una piattaforma telematica gratuita, soddisfa sia la fase dell'avvio nelle attività produttive che la fase costruttiva e tutto quello che gli ruota intorno, quindi dalla prevenzione incendi alle autorizzazioni uniche ambientali. Applica il concetto di concentrazione dei regimi, quindi abbiamo un carrello elettronico che il compilatore autocompone selezionando il o i procedimenti di suo interesse, fornisce informazioni trasparenti, lo abbiamo già detto, attraverso le schede descrittive, la modulistica, quindi la navigazione libera, e si basa su una modulistica unificata e standardizzata e procedure uniformi. A proposito della modulistica, vi ricordo che quella nazionale approvata dalla conferenza unificata viene naturalmente adattata a quelle che sono le piccole specificità regionali nei limiti in cui ciò ci è consentito. Cosa vuol dire questo? Che solo laddove nella modulistica unificata sono visibili dei piccoli asterischi, ecco, in quei punti è possibile per noi andare a fare, per noi regioni, andare a fare delle piccole modifiche, e solo se la legislazione regionale prevede che implementiamo magari qualche dichiarazione oppure qualche allegato. Quali sono i nostri propositi per il prossimo futuro come centro di competenza per il rafforzamento di tutti gli sportelli unici in Friuli Venezia Giulia? Nel frattempo, intanto che lavoriamo a questa slide, se qualcuno desidera magari chiedere qualcosa è invitato attraverso la chat a farlo ora, perché abbiamo gli ultimi 10 minuti, anche se volete semplicemente offrirci qualche suggerimento per migliorare i servizi, anche lo stesso webinar, ogni suggerimento è ben gradito. Mi avvio, dicevo, alla conclusione. Il centro di competenza è a supporto e a servizio di tutti gli sportelli unici. A cosa stiamo lavorando? Sicuramente alla manutenzione e allo sviluppo di SUAP in rete, nell'ottica però già del futuro sportello unico dei servizi. Di questo vi parleremo molto meglio nel convegno del 22 ottobre. Vi anticipo questa data, ve l'ho già detto all'inizio, potrebbe essere veramente un futuro importante quello che si apre per lo sviluppo digitale, no, delle pubbliche amministrazioni della regione FVG. Ognuno di voi che si senta di essere parte di questo futuro sarà ben gradito, nel senso che lavoreremo come al solito con i tavoli di lavoro multiente e anche più di prima, quindi l'apporto di chi se la sente di partecipare a studiare, ad analizzare le funzioni di uno sportello unico dei servizi che possa essere utilizzato anche dai comuni, non soltanto dalla regione, ma anche dai comuni, dalle aziende sanitarie, dall'ARPA, quindi da tutta la community delle pubbliche amministrazioni regionali. Ecco, se vi sentite di essere parte di questo momento di analisi, che evidentemente non durerà pochissimo, perché quando si fa analisi ci sono dei tempi e ci si riunisce più volte, ma approfitteremo anche degli strumenti digitali per riunirci. Non è detto che ci si debba vedere in presenza, anzi, come potete vedere, stiamo proprio sperimentando l'uso delle tecnologie per non doverci spostare fisicamente, ma poter ugualmente interagire. Quindi sicuramente studio e analisi del futuro sportello unico dei servizi, sicuramente andiamo avanti con l'aggiornamento della modulistica unificata, delle nostre schede descrittive, lavoriamo ancora alle linee guida unitarie. Avrete visto che il 4 ottobre presentiamo le nuove linee guida AUA 2018, che sono frutto di una collaborazione con gli sportelli unici, con naturalmente la Direzione Centrale Ambiente ed Energia
e noi centro di competenza. Lavoriamo quindi in maniera multiente, lavoriamo di formazione / informazione, anche qui grazie al modulo esigenze formative che avete compilato riusciremo a mettere in piedi nei prossimi mesi un calendario di iniziative di formazione, peraltro anche questa lo è, per standardizzare i servizi di Voi Sportelli. E poi lavoriamo ad azioni di supporto mediante la rilevazione dello stato di salute, quindi il famoso questionario. Una volta elaborati tutti i risultati, visto che adesso abbiamo un'elaborazione parziale perché è un'opera molto complessa, elaborati tutti i risultati, vi presenteremo qual è lo stato di salute generale dei nostri sportelli unici FVG e in base a quella che sarà la nostra percezione, a cui potranno seguire anche delle interviste ad alcuni di voi, naturalmente sempre rimanendo ovviamente nella logica della riservatezza, andremo a prevedere le, speriamo, più efficienti azioni di supporto. Io finora non vedo, a parte i saluti anche di Roberto Geretto e di Eva Benetti, non vedo pervenire domande o suggerimenti, quindi deduco che insomma possiamo chiudere il nostro collegamento dandoci appuntamento. Vi raccomando il 4 ottobre Villa Manin di Passariano per il convegno di presentazione delle linee guida AUA e soprattutto poi per quanto riguarda l'illustrazione del centro di competenza e dello stato di salute dei SUAP, vi raccomando come data il 22 ottobre a Udine in auditorium. L'evento non è ancora pubblicato sul portale SUAP, ma prossimamente, quando avremo definito con Formez e con Dipartimento Funzione Pubblica e con gli altri relatori la scaletta, ne avrete notizia sia sulla sezione eventi sia attraverso la newsletter. Se non vi sono venute in mente delle domande in questo momento, ma comunque avete voglia di mandarci suggerimenti, qualcosa, sapete che c'è sempre in via residuale la casella mail gruppo.tecnico.suap@regione.fvg.it che è presidiata e quindi saremo ben lieti di raccogliere magari in questa modalità più tradizionale il vostro feedback. Un cordiale saluto da Monica, da Arianna. Grazie a tutti. E ringraziamo anche Digital Academy FVG per l'ospitalità. Grazie a voi per aver partecipato e a presto.